Cri cri. Scusi, si è fatto la barba? Sì, e bene anche. Provi a radersi di nuovo con Braun Micron 2000. Sente come dolce? Eppure guardi. Però, me lo lascia? Micron 2000, il miglior rasoio Braun. Steiger Set Braun. Così facile, così veloce. Perché si fa, perché si dice. Va bene? Va bene! Dunque, per la serie, ve lo dico io, un fatto come perché è strano ma vero, non si sa. Perché serie da pazzi. Vi parlerò dell'etimologia delle parole. Cioè, perché diciamo una cosa e da dove deriva il significato di questa cosa. Vi faccio subito un esempio clamoroso. Ragazzi, sono cose vere, documentatevi anche a casa. Perché si dice brindisi, brindare? Ho fatto un brindisi. Da cosa deriva brindisi? Uno potrebbe dire dalla città di Brindisi. No, cosa? Facciamo un Taranto, un Lecce, cos'è? I più megalomani. Voglio fare un tavoliere delle Puglie. Non è vero. Brindisi deriva da brindirs, in lingua lanzichenecca. Ma ragazzi, sono cose vere! Anch'io divento pazzo a spiegarle queste cose. I lanzichenecchi dicevano brindirs, elevo a te, brindirs. E cin cin da cosa deriva? Per i bicchieri. Dai cinesi, che vuol dire salve salve, cin cin. Non dal bicchiere che va cin cin, perché se fai un brindisi con i bicchieri di carta cosa fai? Cra cra. Allora, dato che io mi arrabbio perché sembrano cose che mi invento io, invece è la verità. Ditemi voi una parola che io vi dico da dove deriva. Dai, avanti, qualsiasi parola, avanti. Dai. School? School, cos'è? Lo deve chiedere al suo medico, io non lo so queste cose. No, la data, ecco la data, fermi, non fatemi fare perché poi mi fanno fare delle figure. La data, perché si dice la data? Oggi la data 23 ottobre 1975. Perché la data? Perché una volta veniva, chi scriveva dava questo messaggio a quello a cavallo e quindi ci scriveva data al messaggero il. Quindi la io ti giuro non pensavo di farvi ridere su questa cosa. Ve la giuro. Data oggi fai la raccomandata, nel senso che ti raccomandi che almeno in 3 o 4 mesi arrivi la posta di oggi. Ditemi le parole. Ditemi le parole. Ditemi quali. La damigiana, per esempio. La damigiana, perché si chiama damigiana? Un marinaio francese aveva un'amica di nome Gianna ed era grassa. Lui è andato in una cantina, ha visto una cosa di vetro con una specie di gonna che gli ricordava questa sua amica. Allora l'ha chiamata Dama Gianna, da cui pensa se la chiamava Dama Carmela. Oggi dice vieni in cantina che andiamo a svuotare delle dame Carmele. Saremmo ridotti così oggi. Il significato delle parole sono cose incredibili. Il foruncolo. Ma ragazzi, perché si dice foruncolo? Foruncolo si dice, no, non c'è il foro. Il foruncolo è il foro c'hai, no, il foruncolo non c'hai un buco. C'è dall'altra parte. No, foro si dice, furuncolo deriva dal latino fur, ladro, e vuol dire ladro di linfa. Furfante, ladro. Ladro di linfa significa foruncolo. Infatti quando l'hanno scoperto i carabinieri ne hanno arrestato 3. Uno si è pentito buttandosi del Clerasil e si è suicidato. Va bene. Perché si dice quando senti parlare per esempio del fisco, cioè ho ricevuto una visita del fisco. Tutti fisco? Sì, fisco. Sapete cosa significa fisco? Cestino. Cestino era il cestino, il cesto della merenda, mettevano i formaggi. Cestino. Pensa oggi c'era uno fiscale.
Ho visto uno fiscale, se fosse correttamente si dovrebbe dire ho visto uno che era cestinoso. Non farebbe più paura a nessuno al fisco. E poi c'è la mancia. Da cosa deriva la mancia? Questo è pazzesco, ragazzi, è pazzesco. Anche perché mi riguarda personalmente, le mance. La mancia deriva dalla manica. Una volta nei tornei la dama, per premiare il cavaliere che vinceva, si strappava una manica e gliela regalava. La mancia, sì, la mancia. E deriva dalla mancia. Oggi è la mancia. Avete presente? Non è che vai in un ristorante e ti strappi la giacca e gliene dai in testa, che mi guarda così. Comunque no, io vi parlo di mance, un genovese che parla di mance e bisogna anche finirla di pensare che noi non diamo mance a Genova. Ah, siete convinti di sì che non diamo mance? Sì, non ne diamo. E allora? E allora? No, però sono luoghi comuni. Sono luoghi comuni. Pensare che il genovese sia tirchio, che io mi spendo 3-4 mila lire a settimana per queste cose, per dimostrare che andate un po' a Genova voi a vedere com'è il genovese, dove vive, andate all'uscita di un locale pubblico qualsiasi, sentirete sempre dire Giovanni, mi hai dato 3.000 lire alla guardarobiera? Stai zitto, non hai visto che cappotto che mi ha dato. Ecco come, aia, è finita. La massima che trago da Ugo, la bocca della verità, è un detto di Carmelo Bene. Meglio una damigiana in testa che un fiasco in teatro. Ciao a tutti, grazie. Ciao.